Ciao Crossing TV, siamo a spasso per Bilbo Bull, Festival Internazionale del Fumetto. Abbiamo intervistato Fabio Serra, giovane promettente fumettista che ha vinto il premio Coop for Words, promosso da Coop Adriatica e Librerie Coop. Raccontaci un po' chi sei. Chi sono? Dunque disegno da sempre, faccio fumetti non da moltissimo e da sempre ho la tendenza alla narrazione, nel senso che comunque anche prima disegnavo storie, magari facendo soltanto delle illustrazioni in cui però si sviluppava una storia. Da 2 o 3 anni circa, diciamo, ho sentito il bisogno di ampliare questa narrazione, quindi il passaggio al fumetto è stato abbastanza naturale. Cosa ti aspetti da questa premiazione di Coop for Words? Innanzitutto sono già contentissimo così, perché comunque io insomma da quando sono sempre stato presente ai festival di Bilbo Bull da spettatore, e che comunque insomma è un festival importante del fumetto, quindi il fatto di avere una mia mostra, per quanto comunque piccola, però comunque alle librerie Coop in pieno centro a Bologna, insomma per ora sono contento così. Poi spero che insomma qualche autore di passaggio per il festival mi dia qualche suggerimento così sui miei lavori. Chi sono i tuoi maestri di riferimento? Ce n'è più di uno, ce ne sono 2 che cito sempre perché sono i miei preferiti in assoluto, che sono Lorenzo Mattotti e Gipi. Lorenzo Mattotti direi soprattutto per la sua tecnica grafica, per il colore, e Gipi invece per il senso della narrazione. E poi ce ne sono molti altri, diciamo il cosiddetto fumetto d'autore. Non amo particolarmente i fumetti seriali. Sei di Brescia ma vivi a Bologna, come mai? Vivo a Bologna ormai da 6 anni, sono venuto qui per studio, per l'università, volevo andarmene da Brescia in realtà, e Bologna mi piaceva molto perché c'ero stato, e quindi soprattutto per quello. Quindi in effetti non è legato al fatto che Bologna è molto importante per il fumetto comunque, però devo dire la verità, l'ho scoperto dopo, inizialmente non è stata la spinta iniziale. Ora è un motivo in più per restare.